Eccoci con Matteo Barbini, numero 10 sulla schiena, perciò si deduce regista e oggi lo sei stato letteralmente in campo, 2 gol, uno mancato di un soffio, hai condotto bene il gioco, grande caldo ma anche grande gioco comunque. Sì, sono contentissimo, il gruppo è affiatato, mi sono trovato veramente bene, è raro trovare dei gruppi affiatati come questo, di conseguenza veramente sono ottimista per quella che sarà la nostra annata, dobbiamo puntare in grande. Sì, voi avete fatto una partenza a razzo, infatti dopo 10 minuti eravate già 2-0, questo vi ha un po' facilitato o vi ha un po' complicato perché poi avete a un certo punto quasi smesso un po' di giocare, siete molto arretrati? Beh, in realtà ce lo aspettavamo perché siamo una squadra che come caratteristica ha proprio quella di mettere intensità in quello che facciamo. Il fatto è che adesso noi ci stiamo preparando in vista del campionato, i carichi da allenamento sono importanti, quindi è inevitabile che se si parte subito forte, dopo poche decine di minuti già cominciamo a sentire la stanchezza, questo si è aggiunto al caldo. Sì, voi avete fatto delle amichevoli dove si erano viste buone cose e c'era un po' di timore per questo derby perché la Salute è una squadra che ha grandi ambizioni, si parla anche di una fusione col Caorle, perciò dà ancora più importanza a questo risultato. Andando un po' sul tuo status personale, tu da dove arrivi e qual è il tuo ruolo naturale? Io l'anno scorso ho giocato all'Arcella in provincia di Padova, siamo arrivati secondi nell'ultima parte del campionato perché durante l'anno siamo stati i primi. Promozione sempre? In promozione e come ruolo naturale io faccio la mezzala a sinistra o destra di metà campo. Sei fisicamente a posto? Arrivi da qualche infortunio? No, ho avuto solo qualche acciacco come la buona parte dei giocatori ce l'ha, ma... Questo te l'ho chiesto perché ti ho visto correre bene e questo ci fa ben sperare che tu continui così. Qualcosa da dire sui compagni? Hai già accennato, ma... Sono contentissimo, dicevo prima che è una delle squadre in cui mi sono trovato meglio, è veramente raro trovare un clima sereno e allo stesso tempo affiatato come questo. Bene, grazie Matteo, alla prossima. Grazie.